State lavorando? Non c'è niente da dire, certo, come tutti i prefetti d'Italia e come tutti i sindaci d'Italia. Ne È sono preoccupato che arrivano tante persone, finito. Ma non so i numeri, sa solo lui, basta. E che devo sa qualche soluzione, sto pensando. La cerimonia di avvicendamento del comandante della Legione Carabinieri Veneto è l'occasione per un faccia a faccia tra il prefetto di Padova, Francesco Messina, e il sindaco della città, Sergio Giordani. L'arrivo di nuovi migranti preoccupa il primo cittadino, che è anche presidente della provincia. In totale adesso sono ospitate 138 persone, 56 nella palestra dell'Istituto Agrario San Benedetto da Norcia, 40 in quella della Scuola Media Falconetto, altri 42 sono nella palestra comunale di Feriole di Selvazzano e il 13 settembre inizia la scuola. Il giorno 7 vengono liberate. E lui è perfetto, ha confermato. Dobbiamo cominciare a scuola, perfetto, mi ha appena confermato ciò. E dove vanno? Questo perché era perfetto. Abbiamo preso un impegno e mi pare che sia giusto che gli studenti possano fruire, che gli scolari in questo caso possano fruire degli spazi che sono demandati anche alla loro educazione e formazione, in questo caso sportiva. La rassicurazione è la più ampia, le scuole saranno restituite al loro compito istituzionale, il problema è adesso reperire nuovi posti. Padova non ne ha più, precisa il sindaco Giordani. Abbiamo 150 nel SAI, abbiamo minori accompagnate, non abbiamo più uno spazio, abbiamo dato all'ostello, non abbiamo più spazio. La discussione, anche se mi va, quando arrivano, dove li mettiamo, come regione, come provincia? Secondo lei c'è l'ipotesi di una tendopoli a Padova? No, non credo proprio. Istituzioni al lavoro su un fronte delicatissimo sulle soluzioni per l'accoglienza, ogni decisione resta in capo alla prefettura. Questo è un tema che io non intendo condividere con la stampa perché è un tema che spetta alla gestione del prefetto e del quale il prefetto si fa carico senza bisogno di, come dire, presentare le soluzioni. Insomma. Troveremo una soluzione.